Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il commendatore veneziano. Allora, Fioi, siamo qui con Venezia. Le partite di oggi: Teramo, Fano e Feralpi Sarò. Il Teramo è quinto, il Feralpi il Fano tredicesimo e il Feralpi ottavo. Ecco, devono stare un po' attenti alla trasferta contro il ragazzi, Teramos. andiamo. Formazione tipo, solo che purtroppo ci manca. No, Garofalo forse è rientrato. Sì, il Garo è rientrato. Quindi ciao Popesco. Garofalo è fondamentale. Mi ha messo Capone e non Orsolini. Abbiamo Baldanzeddu che purtroppo è fuori il Fofa. E niente, Fioi. Andiamo. Mi bevo un po' d'acqua. Andiamo a spaccare i culi, speriamo. Sono 4 punti di vantaggio, mi sembra, dal Bassano. Vediamo se è così. Vediamo se il Cume ha ragione. Dai, squadre stanno scaldando, ci muoviamo. Oh, sì, ok, ok. Il Bassano dove gioca? Non gioca. Vabbè. Buona fortuna ragazzi, cominciamo con il contropiede solito e vediamo come si sviluppa la partita. Rimettiamo l'audio. Vai raga, tutto pronto. Guarda che campo ragazzi. Sono importantissimo portare a casa i 3 punticini in un campo ostico e difficile come quello del Teramo. Vai Pippo, Pippo Melegoni. Vai Piantina, Piantina, Piantina. Ah, peccato. Vai Capone, attenzione. Chiaramente non gioco a domizio dopo la cagata che ha fatto, guarda, non la perdonerò mai. Facciamo rientrare la prossima. No, Fioi. Ragazzi, riportiamo via sta palla. Occhio. Mamma mia che gol del Teramo. Jefferson fa veramente un bel gol purtroppo. Incoraggiamoli. Disinteressato Baldanzeddu, bene. Altro che contropiede, dobbiamo attaccarli sti stronzi. Puttana. Primo tempo buttato così, ragazzi. Siamo discontinui, però non va bene. Mostratemi qualcosa di molto diverso. Chi sta giocando male. Togliamo Capone. E vai di Orsolini. Svegliamoci però, perché non va bene. Un primo tempo veramente inaccettabile, neanche un'occasione, volato via così. Vai Orso. Peccato. Dai, Fioi, dai. Mamma, che partita di merda, ragazzi. Ma non siamo un'azione, ma neanche un'azione, ma che sporo, ma... Tattiche. Mettiamo il terribile. Per Stulak, che è ammonito. Che schifo di partita, ragazzi. Mamma mia. E poi... Clemenza per a quadro. Dai, Clemenza, porta un po' di classe. Stulak recupera la palla ma la perde. Niente, c'è solo il Teramo, signori. Incredibile, vabbè, ma per carità è quinto, non sto giocando male, però non fare neanche un tiro, mi sembra un po' stracciata. Guarda, tutto da sola, era gol. Mamma mia. Dai, un po' di orgoglio, manco un tiro. Niente, neanche un tiro. Bene. Disastro, signori, disastro incredibile. Ultima azione.
Perdiamo 1-0 senza mai tirare in porta, veramente. Uno schifo totale. Ah, era anche il recupero, cazzo. No, no, aspetta un attimo. No, no, qua abbandono, sono incazzato nero, non parlo. Ah, una partita in meno. Eh sì, sempre 4 punti. Però sì. Ah, che occasione, non l'ho neanche accorto. Allora, lasciamo perdere una partita orrenda. Ok ragazzi, siamo contro il Fano in casa, bisogna vincere assolutamente. Purtroppo Orsolini fuori 3 settimane, anche Popescu fuori una settimana, 10 giorni. Vabbè, sono molto incazzato, non si può perdere così senza mai tirare. Infatti anche la stampa comunque ha detto che cazzo di poi una delle peggiori partite del Venezia dell'anno. Eh, non voglio parlare prima della partita, ma basta, Fioi, ma ti fa davvero? Dai, i ragazzi attendono il riscatto dopo la sconfitta col Fano nell'ultima partita. Dobbiamo vincere senza problemi, le darò anche un po' di pressione, non mi interessa, ma mi sta piovendo comunque. Anche tanto, cazzo. Adesso devono capire che, cioè, se vogliamo comunque la promozione non possiamo fare queste partite di merda. Oddio, cominciamo subito, bravo. Portierone, dai. Dai ragazzuoli, su. Adesso piove molto meno. Al Pierluigi Penzo. Madonna, che in cazzo di periodo siamo ad Agiso Pitbull? Ma chi sia? Ocio. Mamma mia. No, siamo in un momento veramente di panico, ragazzi, eh? Dai, piantina, niente. Dai, figlio, sveglia. Vai, Pippolora. Vai al capone. Vai, Lora. Lora. Mamma mia, piantina. Capone! Piantina Capone, 1-0. Bravo Capone. Bravo Capone, alla fine il cap c'è sempre, figlio. Alla fine il cap c'è sempre. Comunque sto facendo una carriera col Torino, ragazzi, vi consiglio Dolberg dell'Ajax, che è un giocatore secondo me fortissimo, comunque una bella promessa anche nella realtà, anche nel gioco. Kasper Dolberg, una bomba insieme a Bailey del Genk, mamma mia. Cutrone, torniamo a noi, Cutrone, Patrick. Dai, cerchiamo di fare un altro gol. Vai piantina, vai piantina, vai piantina, vai piantina, vai. Madonna, la piantina, c'è la piantina, c'è la piantina! Cosa ha parato Menegatti? Ma cosa ha fatto la piantina, ragazzi? Vai ragazzi, bravissimo, stiamo giocando bene oggi, eh? Finalmente. Non di fare un golletto, magari un 2-0, per stare un po' più tranquilli. Menegatti al rinvio. Bravo Filippo Lora, sbaglia, Cate sbaglia. Masini, Pitbull. Oh, c'ho il Pit. Bravissimo Modulo, gran intervento di Modulo, vai Cap. Vai Patrick. Dalla destra. No, brutto errore questo. Io. Ma guarda che passaggini che fanno, attenzione il Barcellona fanno, state attenti, guarda, ci fanno il pareggio, Occhio, raga l'imbucata, Bellerana, Bianchi dorme, meno male. Vai Cap, dalla sinistra c'è la Garofalo, che sbaglio di Capone qua. Vai Cutrone, Diacate! Grandissimo gol 2-0. Quanto me lo godo il Diaca, quanto me lo godo. Bravi, bravi, bravi.
Molto bene. Continuiamo con l'11 iniziale. Diacate è bravo da fuori, cazzo. Tira di quelle mine. Vai Cap, vai Al, vai Al, vai Al. Niente. È vero che comunque il capone è un po' il Buonaventura di Venezia. Vai Garofalo per Cutrone, lo so. Niente, peccato. Arriva adesso. Dai Garofalino, Cutrone gol. Niente. Dai che roba nostra, bravissimo Fofa. Vai Piantina. La Piantina perde palla ma recupera Pippo Melegoni per Pippo Lora. Niente, errori su errori, però sbagliamo tanto, comunque stiamo giocando bene alla fine, però sbagliamo anche tanto. Non siamo in un momento indimenticabile di forma, questo sicuramente lo possiamo dire. Ma adesso poi facciamo qualche cambio. Questi possono essere 3 punti importanti, peccato col Teramo che proprio non siamo scesi in campo. Occhio no, guarda che culo rimpallo, Pitbull, gol gol. Mamma mia, grazie, grazie Fachin, grazie. Grazie vecchio mio. Tattiche, allora. Gennaro De Simone, lo piazziamo qua. Ok, poi abbiamo un po' di riposo a Piantina che ne ha bisogno. E mettiamo Tortori. Ok. E l'ultimo cambio lo facciamo dopo. Controllo. Para la squadra. Serrate le fila e basta. Tattiche. Ciao Patrick. Ed entra Ivanone. Perfetto. No, attenzione. Cucuzza. Cucuzza. Scelto che... La prossima rimettiamo Domizzi che ha messo sui coglioni l'errore, veramente ha fatto un errore inaccettabile per me, un giocatore così esperto. Buon 2-0, dai non prendiamo gol, torna il morale, va bene, però è stata una prestazione buona, ma potevamo giocare meglio, però vabbè comunque diamo fiducia alla squadra, abbiamo giocato bene, dai. Più 4 sempre, però il Bassano deve ancora giocare, vabbè comunque quella è la cifra, più 4 rimaniamo. Ok. Tengo di forzare Causin a cambiare le sue tasse, deve cambiare, è proprio scarso Causin. Ecco, sì, sì, bravissimo. DHT impressiona. Loda giocatore, complimenti per l'ultima partita. Ah, che cazzo, quando fanno così non li sopporto, ma se sei bravo, che cazzo, rompi i coglioni. Madonna, che fastidio. Aspetta un attimo, Capone. Sta salendo veramente bene Capone, eh? Ottimo. Allora, vediamo. Allora, giocatore, complimenti per l'ultima partita. Ok. Perfetto. Ok ragazzi, ultima partita contro il Feral Piscialò. Ragazzi, non ho fatto vedere le interviste perché c'era solo una domanda. Dopo mi stanno posando bando i media, no, sinceramente fanculo. Sempre 4 punti di vantaggio da Bassano e Manto e la prossima è contro il Manto. Anche nel prossimo video poi. Allora, in bocca al lupo ragazzi, per partire subito in offensiva però, perché questi si aspettano il contropiede invece non li inculiamo. Dai raga. Devo cercare di fare un buon filotto, voglio chiudere la pratica a primo posto, il prima possibile, anche se in realtà solo 4 punti e giochiamo bene a tratti, però siamo ancora discontinui purtroppo. C'ho tanti giovani, Bizzotto, Occio, gol di Gerardi, no, Modolo però sta facendo cagare, purtroppo squalificato Bianchi, quindi ho messo Domizzi e Modolo. Errore imperdonabile proprio. Incoraggiamoli. Vai Diacate. Stulak, rientra Stulak. Vai Piantina. Vai Diaca. Vai Patrick. Vai Piantina, mettere in mezzo. Non ci... No, Capone, vai a fare in culo però. No, sti errori però, no, sti errori.
Ma Mantova Bassano, cazzo, c'è anche lo scontro diretto. No, non possiamo perdere questa occasione. Bravo, finalmente Modolo fa qualcosa. Vai Piantina. Non possiamo perdere questa occasione. Vai Patrick, mettila in mezzo per il DH. DH, cosa hai fatto DH te? Cosa ha fatto DH te? Mamma mia che gol al volo su assist di Cutrone. Ma cosa ha fatto il DH, signori? Ragazzi, un fenomeno, il DH è un fenomeno. Mamma mia che gol. Ocio Bizzotto. Bravo Pippo Melegoni, è sempre perfetto Pippo Melegoni. Piantina, 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 piantina. Beh, piantina! E la piantina l'appoggia! 2-1, bravi Fiori. Il Venezia è tornato, cazzo. Ma cosa ha fatto di HT, Fiori? Adesso stiamo attenti, Gerardi. Fuori. Stiamo su controllo. Comunque sarebbe meglio un pareggio tra Mantova e Bassano. Parma 2, Modena 1. Vai Cutrone, Cutrone fa tutto Cutro. Mamma mia il Cutro. Dai ragazzuoli, yes, dai, buon 2-1. Avevamo 1-0, va bene. Possiamo migliorare comunque. Sto Venezia, vai Melegoni, vai Capone. Patrick non ce la fa passare. 1-0 sempre del Bassano a Mantova. Bassano, squadra veramente che spomi, rognosissima. No, Modolo, no. A questo punto la coppia migliore comunque è Bianchi Domizi. C'è poco da fare. Cutrone sponda per nessuno. Caglioni. Vai Caglioni. Bravo Pippo. DH la perde purtroppo Gamarra. Bravo DH come recupera il DH. Vai Patrick. Mamma mia che missile, ma Caglioni la respinge bene. Vai Stiulek. Capone. Ancora Capone. Bellissimo, peccato fuori. Attenzione, Edra è morto, eh. Ai ai ai, Edra non ce la fa più. Mettiamo Tortori. Ok. Eleviamo anche Pippo Melegoni. E mettiamo Clemenza. L'ultimo Cutrone deve segnare, però il palo non può stare a secco, Patrick. Occhio, no, gol gol. Mamma mia. Vai Clemenza. Parma 3, Modena 2. Mamma mia che partita tra il derby. Nel derby emiliano. Aspetta un attimo, ultimo cambio. Mettiamo De Simone per DHT. Eccolo là, Dio Cristo. Adesso devo stare molto attenti. No, 2-2, giusto, eravamo 2-0, non ci credo. No, Fio, hai messo bestemmie in polacco. È vero, no, non ci voglio credere. Adesso la perdiamo magari. Vai Cutrone. Non ci... No, vabbè, cioè, però, guarda, tutto credevo, ma... Basta, non riusciamo più a fare niente, benissimo. Me da piangere. Carità, forse anch'io ero un attimo sicuro di aver già vinto, però... No! Bene. Molto bene, ma sì, però...
Momento veramente difficile. Vai Capone, ma tanto ormai è Gol di Cutrone subito! Gol del Cutro, 3-3 vaffanculo! Mamma mia, no, che partita da cardiopalma, ma no. Fioi? Vai Capone. Dai Capone, proviamo a fare il beffone. Vai Capone, vai Capone, vai Capone, bravissimo, vai Tortori. Vai Tortori, dai il beffone. Vabbè Tortori, ma che cazzo di roba è? Comunque momento difficile, raga, eh. Mamma mia. 1-1 Manto da Bassano, speriamo bene. Oh, c'ha Bizzotto. Ma dov'è il fallo? Ma dove cazzo è il fallo, coglione di merda? Vabbè, a cagare. Ocio. Roba nostra. Va bene anche il pareggio. Per come si era messa negli ultimi minuti. No? Mamma mia, l'ho vista dentro. 3-3. Proprio, mamma mia, che campionato. E non è sufficiente, ragazzi, però sempre 4 punti di vantaggio su tutte e due. 17 vittorie, non stiamo andando male, però che sboccia, il Venezia scuote la squadra, da che te in forma. Niente, raga, sotto dal commendone veneziano ci facciamo questa intervista. Eh sì, Cutrone ha fatto una magia. Eh sì, Cutrone deve rimanere da noi. Raga, sotto dal commendone veneziano, ciao!